Ben trovati cari amici all'ascolto e in visione di questa vostra terza pagina, l'Elzeviro della cultura, offerto dalla vostra emittente che vi informa. Per questo appuntamento saremo al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, gentilmente messoci a disposizione dall'allora nuova amministrazione del sindaco Mario Conte e dell'assessore Lavinia Colonna Preti, due giovani amministratori dimostratisi subito molto sensibili alla cultura. Noi particolarmente tenevamo a portare in uno dei 29 teatri di tradizione italiani sia la nostra filarmonica che il giovane violinista veneto Paolo Tagliamento, un talento del quale sentiremo molto parlare. Si è diplomato al Conservatorio di Milano nel 2013 all'età di 15 anni con la lode, la menzione d'onore e un anno dopo si è trasferito a Madrid per studiare presso la prestigiosa Scuola Superiore di Musica della Regina Sofia di Spagna, sotto l'egida di Anna Ciumachenko, considerata al vertice dell'Olimpo dei più grandi professori e violinisti del mondo, e pupilla ed erede della scuola violinistica, tra gli altri di Hedy Menuhin, leggenda del violino del secolo scorso. Nel 2017 Anna Ciumachenko ha portato Paolo a studiare con sé presso la prestigiosa Università per la Musica e il Teatro di Monaco, Monaco di Baviera ovviamente, dove essa risiede, una delle più prestigiose istituzioni musicali d'Europa e del mondo. È proprio nel concerto di Brahms per violino e orchestra, opera 77, colonna portante del repertorio violinistico romantico, che Paolo Tagliamento interpreta ed esprime al meglio la grande tradizione musicale tedesca, nella quale egli respira nella vita di tutti i giorni e nella quale egli ha compiuto la sua formazione in questi ultimi anni. Le armonie d'oltralpe di questo grande compositore, Brahms, ci portano in una dimensione di grandezza e di forza come le grandi vette austriache dove risuonano i corni alpini. Particolarmente famoso il tema sublime affidato all'oboe all'inizio del secondo movimento, nostalgico e quasi celestiale. Di Johann Brahms, il concerto in re maggiore opera 77, solista appunto Paolo Tagliamento, e a seguire di Felix Mendelssohn Bartholdy, la sinfonia numero 4 in la maggiore, detta l'italiana. Dirige un altro nostro grande talento, Massimo Raccanelli, giovane grande direttore, ma anche grande violoncellista. Che altro dire se non buon ascolto?
Thank you.
Di Johann Sebastian Bach, Sarabanda.
Ebbene, mi pare sia stato un bel concerto. Speriamo di avervi data soddisfazione. Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il concerto in Re maggiore, opera 77, solista Paolo Tagliamento, e di Felix Mendelssohn Bartholdy la Sinfonia numero 4 in La maggiore, detta l'italiana. Un grande direttore, un bravissimo ragazzo, è un giovane talento, oltre che
grande direttore, perché è il caso di dirlo, anche un grande violoncellista. Speriamo di aver fatto bene il nostro lavoro proponendovi questa terza pagina. Per intanto grazie e a risentirci al prossimo appuntamento.